Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, torniamo in diretta e diamo subito la linea a Giulio Cainarca. Buongiorno a Giulio Cesare Carnelli, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È giovedì 24 febbraio, sono le 7:31 e la notizia di stamani è il lancio dell'operazione militare in Ucraina da parte della Russia di Putin, con la minaccia conseguenze per chi interferisce, dice il presidente russo che lancia l'operazione militare appunto e genera la reazione della NATO che dice difenderemo i nostri alleati. L'Ucraina fa sapere vogliono distruggerci, l'invasione anche dalla Bielorussia, imposto la legge marziale, il presidente statunitense Biden parla di attacco ingiustificato, imporremo severe sanzioni e le Nazioni Unite chiedono che il conflitto si fermi subito. Comunque Putin ha annunciato l'operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass e denazificare l'Ucraina. Ha usato questa parola, secondo quel che ha riportato in prima pagina stamattina alle 6:55 l'agenzia russa TASS. Denazificazione di Kiev, dice il presidente russo, che ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e ad andare a casa, assicurando che i piani della Russia non includono l'occupazione dell'Ucraina, ma smilitarizzare il paese con un'operazione speciale. La Russia, ha detto Putin, non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l'Occidente. Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire in Ucraina sappia che la Russia risponderà con conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto e spero di essere ascoltato, ha detto il presidente russo, citato appunto dall'agenzia TASS. Un'ulteriore espansione della NATO e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin. L'inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la giunta al potere a Kiev. Ha usato proprio questa parola, secondo quel che non riporta l'agenzia ANSA, ma citava in primo piano la TASS vista poco fa, appunto denazificazione dell'Ucraina, dice Putin. La Russia sta usando armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine, riporta l'agenzia Bloomberg. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina anche dalla Bielorussia. La NATO condanna con forza l'attacco. Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha detto che Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza. Gli Stati Uniti e gli alleati imporranno sanzioni dure alla Russia. Continueremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti, a fornire sostegno e assistenza all'Ucraina e alla sua popolazione, ha detto il presidente degli Stati Uniti, appunto Joe Biden. Così sull'agenzia ANSA vengono riassunte al momento le questioni. Intanto in Ucraina suonano le sirene d'allarme, nel centro di Kiev vola il prezzo del petrolio, Brent ai massimi dal 2014, scrive l'agenzia ANSA. E poi l'altro tema del giorno per quanto concerne l'Italia, lo stop all'emergenza, basta mascherine a scuola, ha detto il presidente del Consiglio Draghi, e metteremo gradualmente fine all'obbligo del Super Green Pass all'aperto. Gradualmente, ha detto il Premier, l'intenzione del governo è riaprire tutto presto. Gli 80 anni di Dino Zoff, in primo piano sull'agenzia ANSA, e poi una pessima notizia per
I familiari di Pamela, la giovane ammazzata a Macerata, Cassazione conferma la condanna per Osegale, ma annullata la sentenza d'appello con riferimento al reato di violenza sessuale. Su questo è stato disposto un giudizio d'appello bis per l'omicidio della giovane a Macerata. Poi ne parleremo perché qualche giornale mette giustamente in evidenza questa questione. Un altro caso giudiziario politico, la morte di Davide Rossi, capo comunicazione del Monte Paschi Siena. Niente materiale sui festini nel suo computer, ha detto uno dei pubblici ministeri che hanno indagato fin dall'inizio. Se ne parla da 5 anni, ma finora non c'è nessun video. Ricordo l'impronta della scarpa sul davanzale e le ricerche, come vedremo, sul suicidio fatte da Davide Rossi. 35 file, ha detto il magistrato, c'erano nel computer di Davide Rossi con tema suicidio, quindi si è suicidato, ha detto il magistrato Marini, sentito dalla commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, la commissione parlamentare. Intanto la crisi soffia anche sui prezzi del gas, la BCE va in pressing sulle banche. Se la passano benissimo invece gli Agnelli Elkann. Stellantis, utile triplicato nel primo anno a 13 miliardi e 400 milioni, ricavi a 152 miliardi, più 14%. La rivolta dei trasportatori, accoltellato un camionista, dilaga in Italia la protesta contro il caro carburanti, un autotrasportatore è stato ferito da un automobilista. La pasta molisana dà lo stop alla produzione e appoggia lo sciopero. Ne parleremo anche di questo dopo, ne abbiamo già parlato ieri. Intanto per gli ultra cinquantenni resta l'obbligo di Green Pass fino al 15 giugno. Poi c'è un'altra ripresa della questione delle serate eleganti di Berlusconi. La cantante Cristina Ravot, che le allietava, dice: Berlusconi mi regalò una casa, 1.700.000 euro, facevo serate a Villa Certosa, lui aiuta perché anche lui soffrì da bambino, il povero Silvio. Polemica sul tweet di Borrell, il rappresentante della politica estera europea, il quale Borrell ha detto che non si farà più shopping a Milano, vista la crisi ucraina. Un tweet piuttosto stupido dell'alto rappresentante europeo Borrell, ministro degli esteri, se vogliamo metterla così, dell'Unione Europea. Niente più shopping a Milano, feste a Saint-Tropez, diamanti ad Anversa. È la sintesi del tweet sul futuro dei destinatari delle sanzioni decise dall'Unione Europea contro il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk da parte della Russia. Abbiamo convenuto, scrive Borrell, all'unanimità di rispondere in maniera robusta alle azioni illegali della Russia contro l'Ucraina. Il pacchetto di sanzioni europee colpirà 351 membri della Duma russa che hanno votato per il riconoscimento delle cosiddette repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk. Quindi costoro, colpiti dalle sanzioni, non faranno più shopping a Milano. Scrive in un'interrogazione l'eurodeputato leghista Zanni. Perché questa uscita sconsiderata e poi il passo indietro? Purtroppo non è la prima volta che Borrell commette leggerezze e tutti quanti abbiamo ancora vivido il ricordo dell'umiliazione da lui subita a Mosca, maltrattato dal ministro Lavrov, dice l'europarlamentare leghista. Peraltro ieri è stato indirizzato un poderoso schiaffo anche al ministro degli esteri italiano Di Maio. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che la diplomazia non consiste nell'andare in giro ad assaggiare cibi esotici, come si riduce a fare il nostro povero ministro Di Maio. Con ciò lasciamo anche la prima pagina dell'agenzia ANSA, velocissimamente andiamo a vedere anche l'apertura di ADN Kronos, che è dedicata ovviamente all'Ucraina. La Russia ha iniziato l'invasione, esplosioni a Kiev, è guerra tra Ucraina e Russia, Mosca avvia l'invasione e poi i leader del Donbass chiedono aiuto a Putin, sottolinea ancora l'agenzia ADN Kronos in prima pagina. Sul tema Ucraina-Russia Draghi dice no alle prevaricazioni, ai soprusi, e questo fa parte della prammatica. E poi ancora nessun bilaterale, dice il citato ministro degli esteri italiano Di Maio, senza rallentamento della tensione. L'informativa del ministro degli esteri al Senato ieri. Con questo lasciamo le prime pagine delle agenzie di oggi, tenendo d'occhio comunque quel che accade momento per momento. L'operazione militare in Ucraina
lanciata da Putin stanotte, e Mosca che dice sono state annientate le difese aeree di Kiev, scrive l'agenzia ANSA in questo momento a proposito dei primi risultati dell'operazione. Ma andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito iniziamo dal Corriere della Sera, adesso ci arriviamo. Il Corriere della Sera che anticipa, come tutti i quotidiani, i venti di guerra. L'Ucraina sarà invasa fra poche ore, titola così stamani il Corriere della Sera. L'invasione è avvenuta effettivamente. L'allarme di Washington, il presidente ucraino Zelensky che ribadisce vogliamo aderire all'Unione Europea e alla NATO, armi ai civili, mobilitati i riservisti. Un bivio della storia, le sanzioni e poi vedremo qualche articolo di approfondimento. L'altro tema, in prima pagina sul Corriere, l'emergenza Covid finita. Dal 1 aprile, ha detto Draghi, stop anche al sistema a colori. Dal 1 aprile stop allo stato d'emergenza, che finiva il 31 marzo, già si sapeva, l'obiettivo è riaprire, dice il Presidente del Consiglio Draghi. Il percorso del governo prevede anche la cancellazione delle fasce di colore, resterà solo la zona rossa per intervenire in caso di focolai. Scuole sempre aperte per tutti, eliminate le quarantene e niente più FFP2, le mascherine in aula. Si conclude la missione anche del Comitato Tecnico Scientifico. A fine marzo scadono gli obblighi di Green Pass rafforzato per alberghi, sagre, fiere, trasporti e palestre. Si corre verso la cancellazione di tutte le restrizioni. In primo piano poi sul Corriere della Sera 2 vicende di cronaca. Ha ucciso il marito col cianuro nel cibo perché le faceva fare una vita monotona e non le dava figli. Loredana Graziano è stata condannata a 30 anni, ne ha 36, non andrà in cella perché intanto ha avuto un bimbo a Palermo. Un imprenditore milanese, invece ne abbiamo già parlato, Andrea Costantino, è in carcere da 11 mesi negli Emirati Arabi, sotto processo, ma non conosciamo le accuse, racconta la compagna di Costantino a Milano. Intervenga la politica prima che sia troppo tardi. Lasciamo il Corriere, andiamo a vedere subito anche Repubblica. Prima pagina di Repubblica dedicata, lo vediamo subito, all'Ucraina che aspetta l'invasione, che si è poi verificata nel frattempo stanotte. Offensiva su larga scala, Kiev mobilita 200.000 riservisti e allarme profughi, scrive Repubblica. Washington, Parigi e Roma annullano i bilaterali con Mosca e il Papa chiama un digiuno contro il conflitto. Anche su Repubblica da aprile via i colori per l'emergenza Covid. E poi sempre dalla prima pagina di Repubblica c'è un bel pezzo, lo vedremo dopo però, di Silvia Ronchey su Putin, il nuovo Cesare di Bisanzio. Dopo aver ascoltato il discorso di Putin l'altro giorno alla nazione russa, molti l'hanno riconosciuto come l'icona di un antico e temibile zar. Vedremo in che senso. Silvia Ronchey fa un'analisi molto interessante della figura di Putin. Ma noi passiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa di Torino. Prima pagina della Stampa con le due questioni del giorno, la guerra in Ucraina e Draghi, l'emergenza finita, adesso riapriamo tutto. La dittatura sanitaria era una grande bufala, ci racconta Annalisa Cuzzocrea, e la virologa Antonella Viola ci ammonisce: se si torna a vivere è grazie ai vaccini. Dai vaccini a Guccini, l'avvelenata di Guccini, l'intervista per gli 80 e passa anni di Guccini nella grande casa che fu dei genitori e prima ancora dei nonni, a Pavana nel Modenese. Fan nostalgici continuano ad andare a cercare Francesco Guccini, che dice: intanto siamo peggiorati tutti con sto Covid. Mi portano olio, vino e salami, racconta il celeberrimo cantautore. Fa 80 anni anche Oliviero Toscani, che ha battagliato, polemizzato e discusso quasi con chiunque. Resto un sovversivo, dice il fotografo veneto. Mentre Orlando, il ministro del lavoro, teme le elezioni anticipate. È colpa di quel cattivone di Salvini che mette a rischio il governo. Sulla tenuta del governo in quest'ultimo anno di legislatura pesa il rischio Salvini. Lo dice il ministro del lavoro Orlando, che teme elezioni anticipate. Su Salvini anche Mattia Feltri nel suo buongiorno intitolato Sbalordimenti. Matteo Salvini, che negli anni ha detto: Berlusconi frequenta Vladimir Luxuria, io preferisco Vladimir Putin, e seguono una quarantina di affermazioni su Putin, un grande, un amico e via dicendo. Matteo Salvini non capisce proprio, ironizza Mattia Feltri,
Perché, se sostiene la necessità di dialogare con la Russia per evitare la guerra, poi finisco sui giornali come amico di Putin, dopo aver citato Feltri, una quarantina di affermazioni di Salvini che elogiava Putin. Con ciò lasciamo la prima pagina della Stampa. Andiamo a vedere anche La Verità di Maurizio Belpietro, che oggi decide di aprire sulla questione della Covid farsa. L'italiano contagia, il turista no. Grottesca decisione del ministro della Salute. Da marzo gli stranieri extra Unione Europea potranno arrivare e muoversi con il tampone. A noi invece è richiesto il lasciapassare rafforzato, cioè l'obbligo vaccinale mascherato, come se il virus avesse il passaporto. Intanto Draghi sconfessa Speranza, ad aprile stop all'emergenza e allora, scrive La Verità, cancelli, divieti e Green Pass. All'Autorità Nazionale Anticorruzione un fascicolo sui conflitti di Walter Ricciardi, scrive Francesco Borgonovo, che se ne è occupato in questi giorni. Gli strani eccessi di cautela dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sui conflitti di interesse di Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza. Un tribunale ha accertato i rapporti di Ricciardi con Big Pharma e il Consiglio di Stato sveglia l'anticorruzione. Ma la conclusione è incredibile. L'esperto non ha violato le norme vanno cambiate comunque. Sempre dalla prima pagina poi della Verità di stamani, il vero obiettivo statunitense sull'Ucraina, staccare la Germania dalla Russia. Da quando Putin non ha più la sponda di Angela Merkel, le cose sono peggiorate e l'obiettivo di Biden, o comunque dell'amministrazione statunitense, è quello di staccare definitivamente la Germania dalla Russia. Tornando a cose di Covid, Patrizia Floderreiter si occupa in prima pagina delle regioni nel caos, vietato lavorare per i medici guariti, rischio stallo. Camilla Conti sulla corsa a ostacoli degli esentati, la carta non vale, pass in pericolo. Primo piano anche i blocchi dei tir che stanno arrivando anche in Italia, caro prezzi devastante, benzina alle stelle, venti di guerra, follie della burocrazia pandemica sono il mix micidiale per cui iniziano disordini e proteste dei trasportatori. I disagi in diverse zone d'Italia, bisogna rispondere subito, scrive Claudio Antonelli. A chiudere i legami con il Partito Comunista Cinese dell'azienda che paga Renzi, i redditi cinesi del senatore semplice Matteo Renzi, analizzati da Giacomo Amadori. Renzi, fresco vincitore del round del Senato contro i PM di Firenze, potrebbe aver vinto una battaglia ma non la guerra. Anche tra i suoi avvocati si respira aria d'attesa per l'udienza preliminare, inchiesta Open, 4 aprile, sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione che è stato votato appunto dal Senato l'altro giorno. Le perquisizioni, scrive Giacomo Amadori, hanno leso o no le prerogative e i poteri del Senato, e poi arriveranno le motivazioni della decisione della Cassazione che nega che la Fondazione Open sia stata articolazione di partito o cassa della corrente renziana. Per la Cassazione Open era un soggetto autonomo che poteva fare attività politica in senso privato e la prova sarebbe l'organizzazione di eventi come la Leopolda. In ogni caso si sofferma oggi Giacomo Amadori su un'altra questione, i legami col regime dell'uomo che paga Matteo Renzi. Il datore di lavoro cinese di Renzi è collegato ad aziende che operano per conto del governo comunista di Pechino. Il round vinto al Senato non gli dà la certezza di uscire dall'indagine Open e non incide sul delicato processo per crack dei genitori, scrive Giacomo Amadori in prima pagina sulla Verità di stamani. Verità di stamani che si sofferma poi infine per concludere con Marcello Veneziani su un'altra questione, una riflessione su un tagliando mistico, lo chiamo così Veneziani. Ho guardato in faccia il mio cuore, devono metterci un cerotto. La prima volta che ho visto un cuore ero sul lettone dei miei genitori, dormivo ancora in mezzo a loro e su di noi sporgeva un Gesù Cristo bellissimo che guardava verso di noi, aveva un cuore raggiante che fuoriusciva dal petto. Lo spiavo di nascosto tra le dita, mettendo la mano, ricorda Marcello Veneziani, mettendo la mano davanti agli occhi per scoprirlo, muovere gli occhi, la bocca o la testa. Ma quel che mi colpiva di più era la strana palla rossa al centro del petto.
Mi dissero che era il cuore, che ce l'avevo anch'io, senti come batte. Sentii allora la parentela con Gesù per via del cuore, con tutti gli uomini e gli animali del mondo. Quel sacro cuore fiammeggiante che vegliava su di noi era un po' l'anima nascosta del corpo, la scatola rossa da cui partono emozioni, sentimenti, impulsi. Per me è ora di un cerotto sul cuore, quel piccolo grande motore dell'io. La necessità di riparare un soffio cardiaco mi ha portato a riscoprire il valore della parte più spirituale del corpo e i suoi effetti sulla storia umana e su quella di ciascuno di noi. Bandiere nel vento delle passioni, scrive, riflettendo a partire dal proprio piccolo intervento al cuore, Marcello Veneziani in prima pagina sulla Verità. A chiudere una prima pagina della Verità, però, vi segnalo l'articolo di Giuseppe Liturri sulla questione del MES. Giuseppe Liturri se ne è occupato da anni ormai in maniera dettagliata di questa questione che non appassiona molti perché non ci si capisce tanto, forse a volte. Comunque il concetto è semplice, secondo Liturri il MES sarà la bad bank del nostro debito. Ultimo appello per Lega 5 Stelle. Sulla lunga vicenda della riforma del MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità, siamo ai titoli di coda a meno di colpi di scena. Ieri il ministro dell'economia, Daniele Franco, è stato molto chiaro e a proposito della ratifica del trattato di riforma del meccanismo europeo di stabilità, il MES appunto, ha rotto gli indugi affermando che darà seguito agli impegni dell'Italia verso i partner europei. Quindi il governo conferma l'intenzione di presentare il disegno di legge di ratifica del MES al Parlamento. Il tempismo del ministro dell'economia è comprensibile. Domani dovrà essere a Parigi per la riunione dell'Eurogruppo. Sabato Consiglio Ecofin. Era obbligato a offrire qualcosa di concreto ai colleghi europei il ministro dell'economia italiano. Martedì era giunto il richiamo di un alto funzionario dell'Unione Europea che ricordava la necessità di ratificare al più presto il MES per evitare di finire in una situazione in cui è l'Italia a frenare la ratifica. Insomma, il tempo per la ratifica è scaduto e non è un esimente il fatto che anche la Germania non abbia ratificato, perché a Berlino pende il solito ricorso presso la Corte Costituzionale. Roma invece non ha nessuna scusa. C'è soltanto un enorme problema politico, scrive Liturri, che si va ad aggiungere alle tensioni già affiorate sulla riforma fiscale o sulla cessazione del Green Pass. Bisogna ricordare che il trattato del MES, nella sua versione riformata, fu firmato da un ministro plenipotenziario del governo Conte II il 27 gennaio del 2021. Da allora è in attesa di ratifica da parte dei 19 stati dell'Eurozona. Le trattative per la formulazione del nuovo testo furono oggetto di confronti durante il governo Conte I, ma i passaggi decisivi avvennero tra giugno e dicembre del 2019, a cavallo tra governo Conte I e Conte II. Fu la pandemia a ritardare la definizione di alcuni dettagli, portando alla firma nel gennaio del 21. Lega e 5 Stelle hanno da sempre espresso posizioni critiche. I primi segnali di fibrillazione si sono manifestati martedì, quando è stato dichiarato inammissibile un innocuo ordine del giorno che impegnava il governo a non presentare il disegno di legge di ratifica del MES. Il primo commento a caldo del protagonista principale di questo processo, Giuseppe Conte, è imbarazzante. Sul MES, ha detto Conte, ha già lavorato il mio governo, vediamo le modifiche, se sono sostenibili le appoggeremo. Forse, ricorda Giuseppe Liturri sulla Verità, Conte ha dimenticato che uno degli ultimi atti del suo governo è stato quello di mettere la firma su quelle modifiche, che sono lì da 13 mesi. Se la riforma fosse stata insostenibile, avrebbe fatto meglio a non firmare anziché illudere tutti con la logica di pacchetto, cioè negoziare congiuntamente MES, Unione Bancaria, riforma del Patto di Stabilità, che poi si è rivelata solo uno slogan. Ma la decisa iniziativa del ministro Franco non è l'unica novità. È caduto anche il velo di menzogne sulla finalità di questa riforma. Insomma, che finalità ha questo MES? Per mesi ci hanno raccontato che l'urgenza della ratifica era dettata dalla necessità di consentire al MES l'irrogazione di un prestito paracadute al Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie. Onestamente non si vedono gruppi bancari sull'orlo di una risoluzione e il fatto che la Germania proceda con calma conferma che non c'è fretta. Caduto il velo, allora qual è la vera finalità? Il MES è il principale candidato a svolgere il ruolo di agenzia europea del debito, cioè rileverà
dalla Banca Centrale Europea il debito aggiuntivo che la BCE ha comprato durante la pandemia. Per l'Italia stiamo parlando di 350 miliardi che diventano 720 se partiamo dagli acquisti fatti dalla BCE a partire dal 2015, liberando la Banca Centrale Europea da un compito eseguito sempre sul filo della violazione dei trattati, cioè l'acquisto di debito pubblico dei paesi che fanno parte dell'Europa. Non è più un mistero che la riforma del patto di stabilità è connessa a questo nuovo ruolo del MES, cioè in pratica il MES diventa colui che compra, un'agenzia europea del debito, che compra il debito già comprato a suo tempo dalla BCE. Il Sole 24 Ore non ha esitato a parlare del rischio che la mancata ratifica avrebbe sul negoziato in avvio sulle nuove regole di bilancio. Ma così, conclude La Verità, rischiamo di cadere nel circolo vizioso del governo Conte 2 che ha accettato la riforma del MES con la promessa di un fantomatico negoziato sul futuro dell'Europa che non si è più visto. Se proprio si deve mantenere l'impegno e ratificare il MES, lo si faccia contestualmente alla negoziazione di un patto di stabilità veramente riformato. Altrimenti avremo il MES riformato, il patto non riformato, da prendere a scatola chiusa, senza potere negoziale, che poi è il disegno di Bruxelles. In sostanza il MES comprerà o rileverà, diventerà il controllore e il custode del nostro debito pubblico. La finalità del trattato è prendere in carico dalla BCE 720 miliardi italiani che Francoforte ha comprato dal 2015. Sarebbe una morsa fatale per qualunque politica economica, scrive La Verità. Dalla Verità passiamo a Libero, prima pagina di Libero. Finalmente liberi, è il titolo d'apertura, perde speranza, ma niente scherzi sul pass a vita. L'annuncio di Draghi dal 31 marzo addio alle zone a colori, stop alle quarantene, ma restano i certificati e Draghi promette andranno via i Super Green Pass per gradi. Iniziamo dagli eventi all'aperto. Poi c'è il tema della questione del prezzo del gasolio in prima pagina su Libro, guerra e bollette, è già rivolta, i camionisti bloccano le autostrade. In taglio alto anche la questione del reddito di cittadinanza, una pioggia di domande, altro 1.600.000 richieste, il reddito grillino potrà raddoppiare, scrive Libero in prima pagina. Domande raddoppiate, salasso per lo Stato, incassano l'assegno di cittadinanza 1.800.000 famiglie, ma un altro 1.600.000 disoccupati lo richiederanno, scrive Libero in prima pagina. E sempre dalla prima pagina di Libero, Melania Rizzoli, medico, assessore in Regione Lombardia, si occupa dei farmaci comprati su internet. Attenzione, è un risparmio senza senso, possono essere anche molto dannosi, scrive Rizzoli. I farmaci online possono essere farlocchi e rischiosi, dal Viagra agli anabolizzanti ai dimagranti, sono i medicinali più richiesti, soltanto lo 0,6% delle vendite in rete è legale, la metà dei prodotti è priva del principio attivo. Come farsi del male per risparmiare? Le 18.000 farmacie autorizzate hanno un bollino su ogni pagina web. Cina, India, Taiwan tra i principali produttori di farmaci illegali, scrive Melania Rizzoli. Poi c'è un'intervista a Chico Forti, ancora recluso in Florida, una lunga intervista in esclusiva di Alessandro Dell'Orto per Libero. In 67 in una stanza vi racconto le mie prigioni, dice l'italiano imprenditore 63enne ormai che è in carcere negli Stati Uniti con una condanna all'ergastolo dal 15 giugno del 2000 per omicidio. Da sempre si dice innocente. La sua è una storia assurda, drammatica e folle, scrive Libero. La storia di un italiano che viveva a Miami, amava la vela, faceva il produttore cinematografico. Nel 98 è incolpato di aver ucciso Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale stava acquistando il Pike's Hotel a Ibiza. L'inizio di un incubo che l'ha portato ad essere accusato senza indizi, giudicato senza difesa, condannato senza prove, incastrato, scrive Libero. Dopo 24 anni di sofferenze e battaglie, illusioni e delusioni, il 24 dicembre del 2020 sembrava essere arrivata la svolta. Chico Forti tornerà in Italia, aveva annunciato Luigi Di Maio, ministro degli esteri, e invece no. Nuovi intoppi, problemi, scuse, incomprensioni. A distanza di 23 anni dalla condanna e di 14 mesi dall'illusione è ancora là, chiuso in un carcere della Florida. Dormo con 67 detenuti, ma l'unico amico è un cane, dice l'imprenditore
in carcere da 23 anni negli Stati Uniti. Addestro un golden retriever, la notte ascolto la radio per sognare l'Italia. Andrea Bocelli è venuto a trovarmi per il compleanno, 5 ore su una sedia di plastica. Mi ha cantato tanti auguri come fosse l'Ave Maria in Mondovisione, coinvolgendo tutti gli sbirri. Che emozione vedere il mio nome dietro la porta in cui l'Italia ha tirato i rigori agli europei. Poter abbracciare e baciare mia madre soddisferà ogni desiderio accumulato in 23 anni di privazioni. Così su Libero parla Chico Forti e chiude la prima pagina, mentre lasciamo anche Libero e andiamo a vedere adesso rapidamente le altre prime pagine. Il Tempo di Roma, il Tempo che apre con la foto di Mario Draghi, giù la maschera, Draghi annuncia stop allo stato d'emergenza il 31 marzo ma restano insopportabili restrizioni, commenta Francesco Storace, finalmente tra virgolette liberi, ma il Green Pass c'è ancora. E anche il virologo Andrea Crisanti cambia idea, adesso dice aprire e far circolare il virus, mentre Mosca sculaccia Di Maio, va in giro a degustare i cibi. Lo schiaffo russo a Di Maio, il ministro degli esteri italiano. Strano modo di far diplomazia, ha fatto sapere la Russia su Di Maio. La diplomazia non è andare in giro a mangiare piatti esotici. Questo è, diciamo così, più che una sculacciata, una bastonata che dalla Russia arriva al ministro degli esteri Di Maio, mentre anche il Tempo mette in prima pagina la notiziaccia di Pamela che rischia di non avere giustizia. Pamela Mastropietro, la Cassazione ha disposto l'appello bis per l'assassino della povera Pamela. Pagina 9 c'è l'articolo di dettaglio. Dubbi sullo stupro di Pamela Mastropietro, la ragazza di 19 anni, fu uccisa nel 2018, il suo cadavere fu fatto a pezzi e messo dentro 2 trolley a Macerata. 30 anni l'età del nigeriano che è stato condannato al carcere a vita e ora è rinchiuso nel penitenziario di Forlì. La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio d'appello per valutare la violenza sessuale, processo bis per Innocent Osegale, già condannato. Confermate le responsabilità dell'imputato per l'omicidio, ma potrebbe cadere l'ergastolo. Innocent Osegale è colpevole di omicidio per avere ucciso il 30 gennaio del 18 la giovane Pamela Mastropietro. Ciò nonostante potrebbe ottenere una riduzione di pena ed evitare l'ergastolo deciso nell'ottobre del 2020 dalla Corte d'Assise d'Appello di Ancona. Questa in sintesi la pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito la responsabilità di Osegale per la morte della ragazza, ma ha chiesto un nuovo processo in appello per valutare l'aggravante della violenza sessuale, scrive in prima pagina e a pagina 9 il Tempo di Roma. Dal Tempo passiamo a vedere anche la prima pagina del Giorno, il quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino. L'apertura è dedicata alla fine dello stato d'emergenza. Alleluia, titola il quotidiano nazionale, l'annuncio di Draghi, via i colori delle regioni, le quarantene eccetera. Il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, chiude i battenti, non al super pass però negli hotel, e vaccini, bene le prenotazioni di quello che piace ai Novax, il Novavax. Poi c'è in primo piano però la questione delle proteste per l'aumento dei prezzi del carburante. Da Ravenna a Caltanissetta è scoppiata la rivolta, gasolio alle stelle, tir e trattori bloccano autostrade e porti, effetti pesanti sul carrello della spesa, si ferma anche il pastificio La Molisana, come abbiamo visto anche prima. Dal Giorno passiamo alla prima pagina del Giornale, quotidiano di Augusto Minzolini, che apre con il conto alla rovescia, che è già finito per quanto concerne la guerra in Ucraina, Putin pronto ad attaccare, poi vedremo il pezzo di Gian Michalessin, e di spalla c'è la questione delle election day, amministrative più referendum. Il Viminale apre all'ipotesi, scontro Lega 5 Stelle, il Viminale non avrebbe opposto alcun ostacolo all'ipotesi di accorpare in primavera elezioni amministrative e referendum. Riservisti e carri armati sui treni, si avvicina l'ora X al fronte, lo ha già raccontato Fausto Biloslavo per il giornale di stamattina. Il reportage di Biloslavo dal Donbass.
dalla zona filorussa dell'Ucraina. Blindati, carri armati sui treni, al fronte esplosioni e nervi tesi, maxi cyberattacco contro l'Ucraina. L'ordine filorusso via tutti gli ucraini. Votato lo stato d'emergenza, 36.000 riservisti. Cyberguerra in primo piano, secondo Fausto Biloslavo sul Giornale. E sempre dal Giornale, oltre a Draghi che riapre, rispunta il MES, l'abbiamo visto prima, un'altra mina per il governo. Carlo Lottieri commenta: lo sciopero è un boomerang per gli enti locali responsabili dei disagi. Può essere un inizio interessante, è da salutare positivamente che il procuratore generale della Corte dei Conti, scrive Carlo Lottieri in prima pagina sul Giornale, in un suo atto di indirizzo abbia affermato che in caso di scioperi conseguenti a comportamenti scorretti da parte di enti locali possano essere questi ultimi a sostenere gli oneri per l'interruzione del lavoro, se il danno alla comunità è addebitabile a responsabilità ben precise siano individuate, ha detto la Corte dei Conti. Se per esempio si ha un conflitto nell'ambito dei servizi appaltati e può essere ricondotto al comportamento di amministrazioni locali che per esempio ritardano i pagamenti e non agiscono correttamente, è giusto che siano le stesse strutture pubbliche a essere chiamate in causa. Ricostruire le connessioni non è soltanto utile a definire quanto è avvenuto, può aiutare a comprendere chi va sanzionato perché certe cose non accadano. Tema di scioperi nei servizi pubblici essenziali. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Giornale, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è dedicata alla posizione filo-statunitense di Draghi, Mosca addio, Draghi agli ordini di Biden. Sulla crisi ucraina Draghi è stato richiamato all'obbedienza e non va più da Putin. L'Europa si allinea. Di Maio atlantista attaccato da Lavrov, maggioranza divisa, Conte dice negoziare, Letta invece per il PD chiede sanzioni a go-go. Per quanto riguarda invece il caso Open, la fondazione di Renzi, lo scudo anche ai mafiosi, il voto su Renzi fa sperare ai criminali, chat inutilizzabili anche per i non parlamentari, lo dice Piero Grasso al Fatto Quotidiano. È una pretesa abnorme che nulla ha a che fare col diritto, un altro colpo ai magistrati in vista dei referendum, dice l'ex magistrato e presidente del Senato Piero Grasso. Le bugie PD per occultare l'accusa ai pubblici ministeri di violare la Costituzione. Questi sono i temi di primo piano del Fatto Quotidiano, che poi si rioccupa sopra la testata di Berlusconi, 2 volte KO, negata la revisione del processo Mediaset, e poi la cantante Cristina Ravot al processo Rubiter ha detto Berlusconi mi donò una casa da 1.700.000 euro. È pronto dunque Berlusconi per il campo largo, per la larga alleanza con il PD e tutto il resto della compagnia. Con questo lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano con gli agnelli che fanno festa, 475 milioni di incassi a carico nostro, scrive il Fatto in prima pagina. Stellantis fa il primo bilancio da record. Gli agnelli brindano con 475 milioni. Conti 2021, il quarto gruppo mondiale batte le attese. In un anno triplicato l'utile a 13 miliardi e 400 milioni e il governo dà 8 miliardi e rinuncia a 3 miliardi di tasse. Per la famiglia Agnelli-Elkann, primo azionista di Stellantis col 14,4%, è il momento dello champagne. Il quarto gruppo mondiale dell'automotive, nato il 16 gennaio scorso dalla fusione tra Fiat Chrysler e la francese PSA, ha segnato conti superiori alle attese già dopo 12 mesi di esistenza. Il Consiglio di amministrazione proporrà un dividendo complessivo di 3,3 miliardi all'Assemblea degli azionisti 13 aprile. Exor, la holding della famiglia Agnelli, incasserà così 475 milioni di euro. Ieri il titolo Stellantis ha chiuso in borsa con un rialzo del 4%. Il primo bilancio si è chiuso con un utile netto di 13,4 miliardi per Stellantis. Lasciamo con questo anche il Fatto Quotidiano, un'occhiata al Foglio in prima pagina. Dalla prima pagina del Foglio c'è l'articolo d'apertura del direttore Cerasa sulla questione della Russia, meno dipendenti dalle forniture russe si può fare, Cingolani e Di Maio sfidano i tabù
sull'energia, e poi i carri armati russi che non si fermano con le sanzioni, una serie di articoli sulla questione appunto del che fare rispetto a Putin, la prudenza del Papa, la Cina che fa da ancora di salvezza alla Russia, e poi di spalla c'è la questione, abbiamo appena vista, delle fake news propalate da Pietro Grasso, magistrato ex presidente del Senato, le balle del senatore e del Fatto Quotidiano sulle intercettazioni ai politici e ai mafiosi smontate dalla Corte Costituzionale. Così il cellulare di un mafioso non potrà più essere usato se scrive a un parlamentare. È una balla colossale che aleggia attorno al voto espresso martedì dal Senato a favore del conflitto di attribuzione chiesto da Renzi contro la Procura di Firenze per l'indagine sulla Fondazione Open. A lanciare questa balla colossale per la gioia dei forcaioli di professione, in primis il Fatto Quotidiano, è stato il senatore ex magistrato antimafia Pietro Grasso. È una balla. Non è vero che i cellulari dei mafiosi non potranno più essere intercettati se scrivono a un parlamentare. Intanto, sempre dalla prima pagina del Foglio di oggi, Letta che frusta Salvini, sei troppo pro-Russia, dice il segretario del PD al segretario leghista, e poi facciamoci comunque una mezza risata con l'Andreas Version di Andrea Marcenaro. Chi si ricorda Nizza ceduta a Napoleone? Mi pare terzo, dopo una guerra di indipendenza, a occhio la seconda, quando Garibaldi si incazzò come una biscia con Cavour, ma Nizza e la Costa Azzurra, nella disperazione dei genovesi e soprattutto dei nizzardi, adottarono lo stesso quella R di merda corredata da pernacchietta in bocca. Fu per un bene superiore, sentenziò il Cavour, il piemontese. Bene, e a questo giro basta copiare, no? Che Draghi va da Putin e in chiusura gli fa: senti Vladimir, sto Donbass ci sta facendo diventare tutti scemi, ma è un posto di merda che manco Voghera. Ne convieni? Saglajna sì? Molto bene. Voi allora mollate il Donbass, ci date il petrolio, vi pigliate tutta la Versilia con le migliaia di russi già piazzati in quei cazzo di villoni più numerosi che in Crimea e la facciamo patta senza bombe. Ok? Ok. E anche questa sembra andata, ma la Versilia, Sant'Anché compresa, Così Draghi e Putin nell'Andreas Version di stamani. Mettiamo che Putin controlli tutta l'Ucraina, invece il pezzo di Robert Kagan, che il Foglio pubblica in prima pagina. Robert Kagan è Senior Fellow alla Brookings Institution, consulente per la politica estera di svariati presidenti degli Stati Uniti, e in prima pagina appunto sul Foglio c'è la sua riflessione sulla ipotesi che Putin possa controllare tutta l'Ucraina. Supponiamo per un momento che Putin riesca a ottenere il pieno controllo dell'Ucraina, come mostra di voler fare. Quali le conseguenze strategiche e geopolitiche? La prima, un nuovo fronte di conflitto in Europa centrale, scrive Kagan. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Foglio. Ci rimane adesso da vedere la prima pagina di Avvenire, lo facciamo subito. Avvenire parla di scelta di non violenza, quella del Papa e del Cardinale Bassetti, che apre a Firenze il forum sul Mediterraneo. 58 fra cardinali, patriarchi, vescovi e 65 sindaci insieme per un cammino straordinario, che il Mediterraneo diventi un'area di solidarietà e di pace. E Papa Francesco il 2 marzo chiede la preghiera e il digiuno per la situazione in Ucraina. Allarme statunitense, l'invasione vicina si è realizzata nella notte, come abbiamo visto, e poi la fine dell'emergenza Covid, anche in prima pagina su Avvenire. E un altro tema, gli orfani dei femminicidi che chiedono vera giustizia. Giuseppe, a 18 anni, ha perso la mamma uccisa dall'ex marito, appena 300 euro al mese, tempi lunghi per la burocrazia. Vera ha perso sua figlia, da allora dice faccio crescere mia nipote, non dimentichiamo questi bambini. A pagina 13 Avvenire si occupa di questa questione, gli orfani dei femminicidi che chiedono giustizia. Orfani di domani, che non è una metafora, perché quando una madre viene ammazzata da un padre, un figlio è orfano subito di tutto dal giorno dopo. Con questo lasciamo Avvenire, dicevamo uno sguardo rapido, adesso lo diamo anche al Riformista di Piero Sansonetti. Amato show contro i referendum, ma Berlusconi dice li difenderemo. Il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, ha fatto un comizio contro i referendum
prima in conferenza stampa e poi in TV da Floris, gettando un'ombra inquietante sulla Corte Costituzionale, scrive il Riformista. Considerata un baluardo contro il circo mediatico giudiziario, con il nuovo presidente abbandona il diritto e si getta nella giustizia show. Durante la puntata sulla 7 di martedì, Floris ha chiesto ad Amato: non teme polemiche per essere qui? Il presidente della Corte Costituzionale ha risposto lanciando il suo programma. I cittadini dovranno abituarsi a una corte che spiega le proprie ragioni. Ha detto cioè che le parole dell'altro giorno non sono state un incidente, ma che d'ora in poi anche la Corte Costituzionale entra nella politica mediatica, scrive il Riformista. Nelle sentenze usa e getta, fatte apposta non pensando alla Costituzione, ma agli ascolti, alla possibilità per il Presidente di apparire sugli organi di informazione. Sarà così finché il numero di storture sarà tale da spingere il Parlamento a mettere un freno, se ne avrà il coraggio, o qualche corte europea a richiamarci al rispetto delle regole. Ora anche i pubblici ministeri si sentiranno più forti quando andranno in TV. Penseranno che se lo fa il Presidente della Corte Costituzionale lo possono fare anche i PM. I comitati dei referendum esclusi protestano e chiedono un confronto pubblico con Giuliano Amato, scrive il Riformista di Piero Sansonetti. Il Manifesto, il quotidiano comunista, apre stamani col titolo No War, l'esatto contrario di quello che è accaduto. L'Ucraina ha dichiarato lo stato d'emergenza. Gli Stati Uniti hanno parlato di attacco russo a breve che, se è avvenuto questa notte, appunto, l'allarme provoca la fuga di capitali da Kiev. E l'altro tema che mette in primo piano il quotidiano comunista stamattina, Civitavecchia Green, Enel dice no al gas, vince la protesta ecologista, la centrale non sarà più fossile, dice Zingaretti, è un modello per l'Europa. Ci viene voglia di intonare il Pueblo Unido, jamás será vencido. È tanto che non ci capita più l'occasione di cantare, scrive il Manifesto in prima pagina. Una vittoria è sempre più rara. Oggi ci sentiamo in diritto di farlo. Civitavecchia vi sembrerà troppo piccola per assumerla come simbolo di un grande successo? Non lo è. Quanto si è ottenuto qui, come recita la nota della Regione Lazio, può avere un valore generale molto importante. Non ci sarà nessuna riconversione a gas della centrale Enel di Civitavecchia. Enel ha ascoltato il territorio, gli ambientalisti, la CGIL e i comitati. Il risultato è definitivo: no al gas. C'è motivo di gioia sul Manifesto per questo no, diciamo così. Detto questo, abbiamo visto un po' tutte le prime pagine. Adesso andiamo a vedere alcuni degli articoli principali del giorno. Intanto da Italia Oggi facciamo una breve ricognizione sul giornale di Pierluigi Magnaschi. Il primo piano è dedicato al PNRR, è l'anno delle riforme. Entro dicembre 2022 la gran parte dei provvedimenti normativi previsti dal Piano Nazionale per le Riforme dovrebbe essere approvata, poi ci si concentrerà sull'utilizzo delle risorse. Nella rubrica diritto e rovescio si sottolinea come, persa l'alleanza con Merkel, Putin si sia sentito scoperto e questo lo abbia forse indotto ad accelerare la guerra all'Ucraina. E poi, sempre dal primo piano del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, mai come adesso è utile Draghi, scrive Domenico Cacopardo, per riuscire a contemperare l'interesse nazionale con le esigenze dell'alleanza occidentale. Il Donbass, le sanzioni anti-Putin che costeranno care anche all'Italia e l'inflazione potrebbe bloccare la politica espansiva della BCE, e poi liberarsi dalla dipendenza, titola ancora Italia Oggi, la dipendenza energetica dalla Russia. Dobbiamo allargare il numero dei paesi fornitori di gas e di petrolio. Un'intervista allo storico dell'economia Giulio Sapelli. Non serve il muso duro con Putin, la diplomazia italiana ha una lunga tradizione nei rapporti con Mosca che ora torna utile. Poi Draghi proposto per il dopo 23, un fronte trasversale che vuole che il Presidente del Consiglio continui oltre la legislatura. Calenda e Brunetta tirano le file, ma tanti li appoggiano. C'è da segnalare ancora, per quanto riguarda il quotidiano di Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi, un pezzo dedicato all'Ucraina, una storia complessa,
all'inizio fu russa, poi venne occupata dalla Polonia, dalla Lituania, dall'impero ottomano, e a Leopoli i nazisti sterminarono ben 130.000 ebrei. La storia complessa dell'Ucraina la ricorda Roberto Giardina. Nel pezzo a pagina 13, l'Ucraina fu inventata da Lenin, esiste una sola nazione russa, ha detto esagerando Putin. È come dire che l'Italia fu inventata da Cavour. L'origine della Russia è nell'antica Rush, nata a Kiev, il primo nucleo di una nazione che tra il X e l'XI secolo divenne il più vasto stato d'Europa. L'Ucraina è stata di volta in volta occupata dalla Polonia, dalla Lituania, dall'impero ottomano. Putin cerca nel passato le ragioni di oggi. Ricorda che nel 1653 una parte dei territori dell'odierna Ucraina si unirono allo Stato russo, ma non avrebbero mai avuto una loro identità precisa. Era la patria dei cosacchi, ma nel XVIII secolo gli ucraini avevano un livello culturale superiore a quello dei russi, scrive Giardina, e la loro cultura passava nella Grande Russia, il contrario di quanto vuol credere Putin. E nell'Ottocento l'Ucraina era divisa tra la Russia dello zar e l'impero di Austria e Ungheria. Inizia qui una ricognizione storica sulla complessa storia dell'Ucraina da parte di Roberto Giardina su Italia Oggi. Detto questo, e intanto andiamo a rivedere la prima pagina dell'agenzia ANSA, l'aggiornamento. Putin ha lanciato l'operazione militare in Ucraina, la Russia fa sapere abbiamo annientato le difese aeree di Kiev, così continua ad aprire in questo momento l'agenzia ANSA. Ma intanto andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli del giorno. Partirei quest'oggi dal pezzo di Silvia Ronchey su Repubblica dedicato proprio a Putin, il Cesare di Bisanzio. Nel suo discorso e nella simbologia, a partire dall'aquila bicipite, il leader russo si pone in continuità con l'impero di Costantinopoli. Per Mosca gli oligarchi, alleati degli americani, sono i mercanti genovesi e veneziani di ieri. Stalin, del resto, era un cultore di quella storia e diede impulso agli studi nell'Unione Sovietica. Ascoltando il discorso di Putin alla nazione russa, che 2 sere fa si è irradiato dagli schermi dei televisori, dei computer, dei tablet, dei cellulari di tutto il mondo e ha magnetizzato un'utenza pressoché globale tra Oriente ed Occidente, seguendo la lunga, sottile liturgia delle parole, osservando la precisa simbologia di quel trono mediatico, l'ostensione dell'aquila bicipite nel vessillo che sfiorava l'autocrate mentre scandiva le sue rivendicazioni imperiali e storiche sulla culla dell'antica Rush di Kiev, ebbene molti hanno riconosciuto nel volto levigato dal cerone e attraversato da impassibili occhi a mandorla l'icona di un antico temibile zar. Non era in un Romanov, non in un settecentesco Pietro il Grande che Putin si specchiava, ma nel cinquecentesco Ivan IV Grozny, il glorioso, più noto come Ivan il Terribile, il sovrano che rifondò la dottrina dell'autocrazia universale dell'impero di cui la Russia era erede, l'impero romano di Bisanzio, la seconda Roma. Nella seconda metà del 400, ricorda Silvia Ronchey, caduta in mano ai turchi quella che per 11 secoli era stata chiamata la seconda Roma, il gran principe di Mosca, Ivan III, che già si fregiava del titolo di Cesare, dal greco Kaiser, da cui Zar, aveva legittimato il nome di Terza Roma, dato alla sua capitale non solo per diritto religioso, in quanto erede dell'ortodossia, ma anche per diritto dinastico, grazie al matrimonio con l'ultima erede della famiglia imperiale costantinopolitana, Zoe Sofia Paleologhina. Aveva rivendicato così la successione giuridica dell'estinto impero di Bisanzio e adottato il simbolo, già proprio del Basileus di Costantinopoli, dell'aquila a 2 teste che è ricomparsa con Putin. Ivan IV, il Terribile, nipote di Ivan III e di Zoe Sofia, formalizzò l'imprinting bizantino dell'impero zarista ideologicamente e pragmaticamente, affermando nelle lettere ad Andrei Kurbsky il principio della legittima successione romana dei Cesari di Mosca, riorganizzando l'amministrazione imperiale secondo i principi dello statalismo centralista bizantino e soffocando il potere dei boiari. Non è stata molto diversa l'agenda di Putin, sottolinea Silvia Ronchey. Il neobizantinismo
dell'autorappresentazione del potere russo è manifesto nelle grandiose sale del Cremlino non accessibili al pubblico, ma solo alle rappresentanze politiche ufficiali, nelle quali Putin ha resuscitato, sempre sotto l'insegna dell'aquila bicipite, veri e propri troni bizantini sfavillanti d'oro e dei simboli di una religione del potere. Il neobizantinismo della sua agenda politica è stato esplicitato molto presto dai suoi consiglieri e teorici, anzitutto da quel cosiddetto nuovo Rasputin, definizione riduttiva, che è stato il suo confessore Tion Shevkunov, autore di un manifesto programmatico in forma di lezione di storia, La distruzione dell'impero, una lezione bizantina, un film di 45 minuti in cui Shevkunov vola dalle cupole innevate di Mosca a quelle di Santa Sofia a Istanbul e di San Marco a Venezia. Qui, davanti al famoso tesoro che incorpora il bottino del saccheggio crociato di Costantinopoli nel 1204, lancia l'accusa: fin dal protocapitalismo delle repubbliche mercantili, il rapace Occidente ha dissanguato il millenario impero bizantino, per abbandonare poi Costantinopoli all'orda islamica del 1453. L'equazione era chiara. La stessa distruzione è inferta all'impero di Mosca, erede dell'autocrazia bizantina, fin dal trasmettersi del DNA di Bisanzio al nascente impero russo, perché altrettanto genetico, stando alla lezione dell'ideologo di Putin, è l'odio anti-bizantino degli occidentali. Se il primo errore di Bisanzio era stato fidarsi dell'Occidente, impersonato da una sinistra figura incappucciata con una maschera veneziana dal naso adunco, lo stesso può accadere alla Russia di oggi, infiltrata dallo spirito giudaico dell'usura che anima il demone del capitalismo americano. Bisanzio è caduta perché si è lasciata contagiare dalla modernizzazione importata dai mercanti genovesi e veneziani, e lo stesso rischia oggi la Russia, minacciata dagli imprenditori americani, tradita dagli ingordi oligarchi, loro alleati. Lotta contro gli oligarchi è chiamata la campagna vittoriosa del Basileus bizantino Basilio II contro i magnati dell'impero. C'è anche questa roba qua, insomma, questo retaggio storico, scrive Silvia Ronchey su Repubblica. Da Repubblica passiamo al Giornale. Qui vi segnalo a pagina 3 l'articolo di Gian Michalessin. Putin aveva già deciso per il via all'offensiva su Donetsk e Lugansk. Lo zar sembra non avere dubbi. Il piano minimo è la conquista dei due territori nel Donbass, i due territori delle due repubbliche autoproclamatesi filorusse. L'altra opzione è fermarsi a Odessa e privare Kiev di sbocchi sul mare. Chi da queste parti, scrive da Mosca Gian Michalessin, ha avuto modo di conoscere Putin sa come è fatto, ascolta solo pochi fidatissimi consiglieri e difficilmente si lascia convincere, anche perché le sue decisioni, oltre a essere indecifrabili, sono talmente lente e tormentate da richiedere mesi o anni. In cambio, esaurite le infinite ponderazioni, lo zar Vladimir raramente torna sui propri passi. Anche per questo le sue dichiarazioni, successive al riconoscimento delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, non lasciano molto spazio all'ottimismo. Il nostro paese, ha detto ieri Putin nel discorso per la giornata del combattente, è sempre aperto al dialogo, diretto e onesto, per trovare soluzioni diplomatiche. Tuttavia gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili. Per decrittare il Putin pensiero bisogna, secondo le fonti de Il Giornale, partire non dall'inizio ma dalla conclusione della frase. In base a questa interpretazione, l'unica priorità di Putin, la cosiddetta difesa degli abitanti russofoni delle regioni orientali dell'Ucraina. Per questo un'operazione militare destinata a concludersi con l'occupazione di un'altra fetta di Ucraina appare scontata, scriveva già stanotte, appunto ieri, Gian Michalessin. L'unico dubbio è quanto vasta sarà la porzione di Ucraina condannata a fare la fine della Crimea. L'ipotesi meno radicale prevede un intervento esteso agli interi confini amministrativi degli oblast, cioè delle regioni di Donetsk e Lugansk, le due autoproclamate repubbliche filorusse. Quando ormai era tarda sera, fonti filorusse hanno parlato di violenti combattimenti causati dalle forze ucraine che starebbero tentando di sfondare le linee difensive della Repubblica di Lugansk.
Le forze di Mosca non si limiterebbero, insomma, a garantire la difesa delle aree già occupate dai filorussi, ma accompagnerebbero l'avanzata dei separatisti fino al totale controllo delle due regioni. La cosiddetta operazione di peacekeeping, mantenimento della pace lanciata da Cremlino, dalla Russia, finirebbe, insomma, con il realizzare gli obiettivi dei referendum con cui i separatisti rivendicarono nel 2014 il controllo delle due regioni, inglobando il porto di Mariupol a ovest e la città di Kramatorsk a nord di Donetsk. Putin strapperebbe all'Ucraina un altro 9% di territori e imporrebbe la propria legge a 6 milioni di ucraini. Non è l'opzione peggiore, scrive Gian Michalessin. Altri piani prevedono l'annessione di tutte le coste sul Mar Nero fino e oltre a Odessa. Una soluzione punitiva, ma militarmente molto più impegnativa, che finirebbe col privare l'Ucraina di ogni sbocco sul mare. Il ricorso alle soluzioni diplomatiche evocato ieri da Putin potrebbe arrivare alla fine di questo doppio intervento, oppure rappresentarne lo spartiacque capace di risparmiare, in caso di risultato negoziale gradito alla Russia, l'occupazione di Odessa e della fascia costiera. Di certo un veloce intervento militare seguito da una trattativa sull'assetto dei territori colpiti rientra nelle strategie preferite da Putin. Per capirlo basta guardare ai precedenti: Georgia 2008, Crimea e Donbass 2014, Siria 2018. In tutti quei casi Putin ha sempre fatto seguire all'intervento un'immediata proposta negoziale. Un altro indicatore dell'imminenza dell'intervento è il rischio di un logoramento delle truppe russe dispiegate lungo la frontiera con l'Ucraina. La maggior parte di quelle truppe non dispone di basi permanenti ed è costretta a dotarsi di alloggiamenti di fortuna. Alcune foto comparse su VK, l'equivalente russo di Facebook, e su altri social mostrano un centinaio di militari costretti a dormire, accalcati gli uni agli altri, in alloggiamenti di fortuna nella città di Dolbino, a meno di 30 km dal confine con l'Ucraina. Altre testimonianze diffuse dai social parlano di difficoltà nei rifornimenti e di militari costretti a comprarsi il cibo nei negozi di frontiera. Ma al di là delle notizie da social, conclude Gian Michalessin sul giornale di stamani, è chiaro che tenere una forza di invasione in accampamenti di fortuna per periodi prolungati finisce col logorarne le capacità e abbassarne il morale. Anche per questo molte fonti davano per inevitabile ieri un intervento nelle prossime 48 ore, così poi è puntualmente accaduto. Ecco Giulio, ti fermo perché ora andiamo in pubblicità, abbiamo il meteo, un breve stacco musicale e poi dopo il promo di Carola Rossi avremo Antonino Danna che ha sentito un giornalista proprio in Ucraina. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone è tornato a dominare la scena sull'Italia quasi indisturbato e regalerà una giornata stabile e asciutta praticamente ovunque. In mattinata splenderà il sole su tutto il territorio nazionale anche con cieli limpidi al centro-sud e su buona parte del nord-est, mentre altrove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa andrà rapidamente aumentando al nord-ovest, sulla Sardegna e sulla Toscana, anche se non sono attese precipitazioni. Sempre sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
E sfumiamo qui col Porter e ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Allora, rieccoci qua, abbiamo con noi già in collegamento Carola Rossi per parlare di quello che accadrà dopo, nel corso della mattinata alle 12 con Envisioning. Carola, buongiorno, andiamo rapidissimi perché poi c'è anche il collega Antonino Danna che ha sentito alcuni colleghi in Ucraina sulla situazione in quel paese, che apre tutte le prime pagine dei giornali e le notizie di stamani. Buongiorno Carola. Buongiorno a tutti, rapidissimo appuntamento di Envisioning, ovviamente come sempre con Silvia Bernardini. Oggi siamo in compagnia di Luigi Mercuri, fondatore di Eventi20, un'agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi e di formazione professionale per le imprese. Oggi in particolare insieme a Luigi capiremo meglio, perché c'è stato proprio un webinar l'altro giorno, martedì, capiremo meglio le possibilità aperte alle aziende per accedere in particolare al cosiddetto Fondo Nuove Competenze, che è un fondo destinato appunto alle aziende per un percorso di formazione delle risorse interne finalizzato a cambiare un po' i processi strutturali aziendali. È un fondo di cui si sente parlare ma di cui spesso le aziende capiscono poco, quindi Luigi Mercuri con la sua società ha proprio organizzato una serie di seminari, di webinar mirati a spiegare alle aziende come accedere e soprattutto vedendo anche che a livello di costi è tutto assolutamente recuperabile. Questo in un'ottica come sempre di formazione continua e di miglioramento di quello che è il processo interno aziendale, non sottovalutando soprattutto quella che è la produttività, perché spesso la formazione viene vista come perdita di tempo o diciamo rubare spazio al produrre, e invece questi nuovi fondi vanno proprio nell'ottica opposta. Quindi un appuntamento interessante, vi aspetto alle 12, non porto via altro tempo al collega e ascoltiamo aggiornamenti, ahimè. Grazie a Carola Rossi, comunque appuntamento alle 12 con Envisioning. Intanto già in collegamento con noi c'è Antonino Danna, come dicevo prima, buongiorno Antonino. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, hai ascoltato, se non sbaglio, alcuni colleghi in Ucraina, 5 minuti di conversazione. Ingorghi a Kiev, il panico sì, ma contenuto. Sì. Tanti stanno lasciando la città verso l'ovest, Leopoli, o verso la Polonia. Si teme un governo fantoccio russo che rovesci Zelensky in tutta l'Ucraina, no? Sì. Però non si sa ancora qual è la portata dell'operazione russa, fino a dove si estenderà. Come abbiamo letto prima anche nell'analisi di Gian Michalessin sul giornale. Dacci il tuo focus e poi forse riusciamo a sentire anche Matteo Salvini su questo, al volo proprio su questi ultimi sviluppi. Allora, molto rapidamente, io stamattina ho parlato una mezz'ora fa con i colleghi di Kiev dello Ukraine Crisis Media Center, che è un'organizzazione non governativa. Vi avevamo già fatto ascoltare una precedente conversazione. Sono dei giornalisti indipendenti, non sono certo filorussi, e questo è quello che mi è stato raccontato sul clima a Kiev, la situazione e anche i sospetti, perché vedete, il sospetto di un possibile colpo di Stato, il rovesciamento di Zelensky e l'instaurazione di un governo fantoccio nelle mani di Putin è anche un tema che è stato sollevato dal professor Mark Galeotti, che è stato sentito poco fa dalla BBC. Il professor Galeotti è un esperto di Russia che insegna allo University College di Londra, quindi è una sensazione molto diffusa anche, diciamo, tra i principali esperti. Giulio Cesare Carnelli, se sei pronto mandiamo l'audio e facciamo la traduzione passo passo, perché naturalmente è stata una conversazione per telefono in inglese. Vai Giulio Cesare. I'd like to ask you some questions about the situation in Kyiv early this morning. What's happening? Kyiv was awakened at probably 5:30 a.m. Because of sounds of explosions. Yeah. Sounds of explosions in the area of the main Kyiv airport, Boryspil. And as far I can see from the official statements, one person, one soldier was killed in the area
in that area there is a lot of military divisions. Yeah. And it seems that it was a racket attack on it, and one person is probably died. Also, there was bombing in another direction from Kiev near. Allora, Kiev è stata svegliata stamattina alle 5:40 ora dell'Ucraina, quindi più o meno le 6:40 in Italia, se non ricordo male, come differenza di fuso orario, da delle esplosioni. Si tratta, lui diceva rocket, ma ovviamente sono i missili che sono stati lanciati dai russi. È stata colpita l'area della base aerea dell'aeronautica ucraina di Vasylkiv, che si trova appunto vicino alla capitale di Kiev, alla capitale ucraina, e in più è stata colpita la zona dove sono attestate i battaglioni di fanteria, le divisioni di fanteria. Risulta al momento che ci sarebbe un soldato morto. Possiamo andare avanti, Giulio Cesare. Vasylkov city. Here is also a military air base. And there were reports about explosions in that area, and also there is information that it's not the center of Kiev, but one of the main streets in Holosiv district of Kiev, that something that looks like rocket or no piloted item, I don't know how to say it in English, it shelled on the street, but I hadn't heard about injuries or deaths because of that. But it seems that one rocket was shelled into the Kiev itself. Yeah. Ecco, allora c'è stato anche un attacco a una seconda base aerea, sempre dell'aeronautica ucraina, ma in particolare uno dei missili evidentemente è andato fuori bersaglio, o forse volutamente è andato fuori bersaglio, questo lo capirà la storia tra 20 anni. Comunque un missile ha colpito una delle vie principali di Kiev, ma al momento in cui stavamo parlando non risultavano né morti né tantomeno feriti. Vai. Right now, do you count or do you have news about civilian deaths? No, about civilian, I haven't seen information about civilian deaths. Our general staff and other official structures from time to time inform about what is going on the Russian border, and they inform about shellings and that military vehicles, tanks, and machines of I don't know how to say it in English. Look, ecco appunto, allora io qui gli ho chiesto se avesse notizie comunque di morti civili, morti tra la popolazione. Dice no, per il momento non ce ne sono, il governo ci tiene informati su quello che accade di minuto per minuto nella zona del Donbass al confine con la Russia, e per il momento si ha solo notizie di spostamenti ovviamente di azioni da parte di veicoli militari, in particolare i carri armati, i temibili T-90 di cui abbiamo parlato in questi giorni, e poi chiaramente i droni. Ci sono i droni che fanno parte della guerra del XXI secolo. Avanti. Right now, do you feel that the Russians are coming to overthrow Mr. Zelensky's government and install a puppet government? Putin, in his night address, said that Russia isn't going to invade into the Ukrainian territory, but it looks like, yes, they are trying to seed the panic in Ukrainian society, and probably the change of government in Kiev would be maybe one of his aims. Probably yes. Yeah. Ecco, a questo punto io ho posto la domanda chiave, ma non è che i russi
stanno avanzando per occupare tutta l'Ucraina, rovesciare il governo di Zelensky e instaurare un governo fantoccio, puppet government nelle mani di Putin. Risposta: Putin ufficialmente non ha parlato di questo, ha escluso la possibilità, ma naturalmente è chiaro che il panico sta cominciando a serpeggiare nella società civile ucraina e di conseguenza sì, è un'opzione che anche il collega che appunto sta parlando con me, anche lui ritiene possibile, e questa è un'opzione che, come vedete, è stata espressa anche dal professor Mark Galeotti, sentito dalla BBC poco fa, perché naturalmente noi seguiamo tutto questo con la velocità della radio. Andiamo avanti. Yes, I feel so. I have your same feeling about. Look, right now, how is your morale? Do the people show signs of panic, for example? Of course, some people feel panic, of course, and for example, in the streets, the central streets of Kiev, it seems to be that there are traffic jams, and a big stream of cars is moving to the west. To the west direction, in direction of Lviv and western regions of Ukraine. Ok. Ecco, a questo punto, ma c'è panico o no a Kiev? Sì, io ho notato alcuni segni di panico nella gente, ci sono traffic jams, ingorghi stradali, la gente sta scappando verso le regioni occidentali dell'Ucraina, quelle più vicine alla Polonia e in generale agli stati dell'Unione Europea, o addirittura puntano direttamente su Leopoli che è a 82 chilometri dal confine con la Polonia e che con 720.000 abitanti è anche patrimonio dell'umanità UNESCO. Dovrebbe essere quasi finita la registrazione. Vai Giulio Cesare. But yes, our government calls not to show panic, and personally I speaking with my colleagues and friends in chats in internet. I don't see too much panic because we for the last month we have heard that something is going to start, and so to some extent everyone in Ukraine is ready. It's not like just a surprise. Ecco appunto, dice il governo comunque ci invita alla massima calma, poi più avanti dirà il governo ci invita a stare a casa. Io ne ho parlato anche con i colleghi, non si vede comunque, la sensazione è che non ci sia molto panico per il semplice e banale fatto che gli ucraini hanno ovviamente seguito l'evoluzione della situazione negli ultimi mesi e se l'aspettavano, non c'è stato l'effetto sorpresa. We were warned about it, and but of course it's now already a military regime proclaimed by the president and the parliament in Ukraine, and there were addresses from president, from the mayor of Kiev, all of them called to stay at home, and so some people do the authorities call. Some people, of course, they are moving to area because think it's safer. I wouldn't say that here is a total panic in Kiev. Okay, thanks a lot. Hope everything is gonna be all right. This is our wish for you. Thank you for your words. Thank you. Mm-hmm. Thanks a lot. Have a good day. Thanks a lot. Ecco appunto, vabbè, io ovviamente gli ho augurato che vada tutto per il meglio, ma naturalmente dice noi siamo più che altro preoccupati per la legge marziale che è stata imposta dal governo ucraino, ma dal presidente fino al sindaco di Kiev e più in generale tutte le autorità ci invitano o a stare a casa e stare calmi oppure passare nelle zone più sicure del paese, da qui infatti gli ingorghi stradali e la fuga verso occidente, quindi verso il confine polacco. L'idea comunque è che ci sia sì un po' di panico a Kiev, si avverta tutto questo. Ci sarebbero altre cose da dire, ma l'orologio ci corre appresso. Vi preannuncio che alle 9 io sentirò Gian Andrea Gaiani di Analisi Difesa per avere il suo quadro tattico
della situazione, la sua analisi, e poi manderemo in onda, Giulio, secondo le tue istruzioni. Ok? Benissimo. Cedo Allora, la linea. intanto grazie ad Antonino Danna per questo focus anche con i colleghi ucraini. Ci risentiamo più tardi, Antonino. Sì, a dopo. Grazie mille. Grazie a te. Noi torniamo brevissimamente alla rassegna stampa, tra poco poi sarà con noi anche Matteo Salvini che ci dirà il suo punto di vista, ovviamente partendo presumo proprio da qui. E intanto abbiamo ancora qualche minuto giusto per dare un'occhiata ai quotidiani di oggi. Sul giornale, oltre al pezzo di Gian Michele Sin che abbiamo visto prima, vi segnalo anche un articolo di Daniel Mosseri sulla questione energetica e la Germania. Berlino e lo stop al gas russo. Mosca perderà il 3% del PIL, il Nord Stream 2 possiamo farne a meno. Uno studio sulle ricadute dello stop al gas russo in Germania. La Germania può fare a meno del gas russo se necessario, ha detto il ministro dell'economia tedesco vice cancelliere Robert Habeck, ore dopo la decisione del capo del governo Olaf Scholz di congelare il Nord Stream 2, il secondo gasdotto russo-tedesco per pompare gas da est a ovest attraverso il Mar Baltico. Consapevole che la crisi fra la Russia e l'Ucraina non è destinata a risolversi in breve tempo, il cancelliere tedesco Scholz ha chiesto al ministro dell'economia, il verde Habeck, di rivalutare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico alla luce dello stop al gasdotto da 8 miliardi di euro appena ultimato e non ancora entrato in funzione. La Germania soddisfa il 55% del proprio fabbisogno di gas attingendo ai giacimenti russi e si accinge ad allargare lo sguardo ad altre possibili fonti, e se la riformulazione del piano di approvvigionamento energetico durerà e richiederà diversi mesi, comunque il ministro Habeck non teme scossoni. Possiamo fare a meno del Nord Stream 2, dicono i tedeschi. Su Libero invece c'è da segnalare il pezzo di Alessandro Giuli su Vladimir Putin, Vladimir il Barbaro, titola Libero. Putin pazzo o genio? Chi è davvero lo zar? Trump lo elogia. I nostri media lo accostano a Hitler. Il capo del Cremlino riesce a terrorizzare gli avversari con il ricorso a una mitologia guerriera. Ha detto Donald Trump. Putin dichiara che una fetta di Ucraina è indipendente, ci entra come peacekeeper, ma quanto è intelligente, ha detto Trump. Nel mirino c'è l'altro commento del filosofo Corrado Ocone su Libero. Nel mirino c'è l'Occidente liberale, scontro di civiltà, la critica verso le democrazie si è travestita da difesa delle tradizioni cristiane, scrive Corrado Ocone oggi su Libero. Da Libero ritorniamo alla Stampa di Torino. C'è un pezzo dedicato al fatto che Draghi non sia andato a Mosca, il Cremlino si infuria, il premier italiano ha annullato la visita a Mosca finché non ci saranno segnali distensivi. A fondo del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che dice agli italiani poco professionali, non sapete fare diplomazia. Di Maio ha detto riteniamo che non ci possano essere nuovi bilaterali con i russi e la linea del governo è condivisa con gli alleati occidentali. Anche la Stampa poi si occupa dell'infelice tweet del ministro degli esteri, per così dire, dell'Unione Europea, Josep Borrell, il quale ha detto niente più shopping a Milano, parti a Saint-Tropez, diamanti in Belgio. Stavolta la maggioranza si spacca sulle sanzioni, in ballo non ci sono i distinguo su Green Pass o vaccini, ma la posizione dell'Italia sulle misure che Unione Europea e Stati Uniti adottano contro la Russia. La cautela di Lega e Forza Italia era nota, ma a far scoppiare il caso è stato un tweet di Josep Borrell, il ministro degli esteri dell'Unione Europea, che ha commentato niente più shopping a Milano, niente più feste a Saint-Tropez per i cittadini russi. Salvini ha detto è un ridicolo tweet, Letta chiede di restare uniti, eccetera, eccetera. Questa è la polemica rispetto alla presa di posizione del ministro degli esteri dell'Unione Europea, per così dire. Mentre sulla Stampa c'è anche una breve intervista al presidente di Confindustria Ucraina Marco Toson. Ci sono centinaia di aziende che operano a Kiev, dice il presidente di Confindustria Ucraina. La situazione è sempre più complessa.
Il presidente della Confindustria ucraina è l'uomo che dal 2018 rappresenta gli interessi italiani in Ucraina e ha appena aperto una base d'emergenza a Kiev. Bisogna spiegare come muoversi in sicurezza e garantire i trasporti, dice Tozon. Molte grandi imprese si sono stabilite in Ucraina aprendo sedi o basi operative. Penso a Fairplast, Mapei, Intimissimi, Dainese, Maschio Gaspardo. Questo è un paese florido. A partire dal 2000 il prodotto interno lordo è cresciuto di 1/3, la produzione industriale del 60%. Qualcuno ha già riscontrato problemi. Chi opera ai confini con il Donbass, come la Zeus Ceramica, è stato costretto a fermare i lavori e ad evacuare i tecnici. Le esportazioni italiane verso l'Ucraina nel 2020 valevano 1,7 miliardi, l'import poco di più. Con la pandemia c'era già stato un rallentamento? No, perché l'Ucraina, risponde Tozon, è una realtà importante. Nel giro di pochi anni gli affari sono raddoppiati, i grandi imprenditori hanno investito grandi capitali. È un paese di cui si parla poco, ma dove siamo molto forti, in particolare nell'agricoltura e nella meccanica. Sono da 20 anni in Ucraina, dice ancora Tozon. Ho lavorato a Donetsk alla costruzione e alla progettazione dello stadio, poi con le ville di personalità importanti del paese. Ho attraversato 3 rivoluzioni. La svolta, il 2014, che ha portato all'apertura verso l'Europa. Sono spaventato per le imprese. È un danno incredibile, dice il presidente di Confindustria ucraina. Sulla questione il giornale poi intervista anche Giulio Tremonti. Putin non è più quello di Pratica di Mare. Criticità dal 2014 con le mosse commerciali dell'Ucraina. Quanto agli ultimi anni dei rapporti tra Russia e Occidente, ai tempi dell'Unione Sovietica al Cremlino si usava dire che l'Unione Sovietica confina con chi vuole. La formula combinava potenza ideologica del comunismo, potenza militare della Russia. Tra le due, dice Tremonti al giornale, la più forte non era la potenza militare, ma la potenza ideologica, la proiezione del comunismo. Per ironia della storia, ancora di recente un messaggio opposto era quello trasmesso dall'Unione Europea. L'Unione Europea confina con chi vuole perché rappresenta un attrattivo, superiore modello di civiltà e progresso. Oggi, nella disputa sui confini tra Russia e Unione Europea, c'è un vizio bilaterale. Per correggerlo non serve molta storia, ma una modica quantità di storia. 3 distinte fasi della storia recente. La prima fase va dalla caduta del muro di Berlino, dalla caduta del comunismo, fino alla fine degli anni 90. Si sviluppa verso la Russia una pace punitiva, l'addebito delle colpe storiche del comunismo, l'idea che il modello sovietico possa essere sostituito dal modello politico dell'Occidente, export di democrazia e strutture di mercato. In questa fase c'erano professori che dalle università occidentali migravano a Mosca e San Pietroburgo per insegnare democrazia e mercato, con limitati successi didattici. In parallelo, fuori dal mercato e dalla democrazia, dominava il flagello degli oligarchi, privatizzavano in modo certo meno elegante che sul Britannia, più tollerante, diverso l'atteggiamento verso la Cina. La seconda fase è quella che va dalla fine degli anni 90 fino alla prima decade del 2000, ed è la fase in cui la Russia entra nel G7, che diventa G8, politicamente una fase più intelligente, bilateralmente sia per l'Occidente che per la Russia. La fase della politica di Bush e Berlusconi. Erano evidenti i limiti democratici della Russia, ma si capiva quanto fosse difficile governare nella purezza democratica un paese così enorme. Il G7 era il luogo che concentrava la forza del mondo, 700 milioni di persone con attorno miliardi, un corpus unificato da un codice politico, un codice linguistico ed economico. I Bush e Berlusconi fanno entrare la Russia in questo corpus, la fanno sedere al tavolo. Berlusconi mi correggeva sempre: ricordati di dire G8, era la posizione del mondo occidentale, incorporava la Russia. Questa è la via che si sarebbe dovuta seguire. Finita questa fase, rievoca Tremonti sul giornale, ne inizia una diversa che concentra le criticità nel 2014. La criticità non c'è tanto quando l'Ucraina parla di NATO, quanto piuttosto quando l'Ucraina esprime il suo interesse per l'accordo commerciale con l'Unione Europea. Questo è il punto di inizio della crisi. La Russia inizia a temere l'esportazione della democrazia nei suoi confini. È più probabile che ci conquistino i mongoli che non i russi, conclude Tremonti. Nella vecchia diplomazia si ragionava in partita doppia, ragioni e non ragioni, pro e contro. È proprio questa quella che manca, una diplomazia del tipo Kissinger. Certo, il Putin di oggi non è quello del G8 e di Pratica di Mare, ma proprio per questo devono prevalere le ragioni
della diplomazia, dice Giulio Tremonti. Adesso credo che facciamo una piccola pausa e poi dovrebbe essere con noi Matteo Salvini. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.